Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, 2 lettere agghiaccianti alla figlia dell'uomo che poi si è suicidato per le violenze fisiche e verbali della ragazza e del suo fidanzato per estorcergli denaro. Sei una manipolatrice, mi hai distrutto, ti porterai a vita questo peso. Dopo le morti in ospedale per gravi disfunzioni a Palermo e Messina, sanità pubblica nella bufera. I medici fuggono dal sistema sanitario statale. Molti siciliani si fanno curare al nord, la regione è lontana dal resto d'Italia. E il presidente Schifani promette di far cadere teste. A Catania è inaugurato il nuovo servizio psichiatrico all'ospedale Garibaldi Centro, 10 posti letto in più, in attesa di estendere il servizio anche al Cannizzaro. Sit-in contro le restrizioni per i disabili nelle zone a traffico limitato a Catania. I manifestanti basta ingiustizie e discriminazioni. Finanziati 350.000 euro per riqualificare via Toledo a Catania, ostaggio dell'illegalità, terra dei fuochi a pochi metri dal porto. Lezione sulle droghe, una nuova ricerca conferma che anche un solo spinello può portare i giovanissimi a soffrire di malattie neuropsichiatriche perenni. Ad Agrigento si coltiva la legalità con la piantumazione della talea dell'albero del giudice Falcone. Calciomercato, il Catania cede 3 giocatori, Adamonis a Sudtirol, Popovic alla Puteolana e Silvestri alla Triestina. Bentrovati, la storia del papà suicida a Palermo. L'uomo prima di togliersi la vita aveva scritto 2 lettere agghiaccianti rivolte alla figlia. Diceva: mi hai distrutto, ti porterai a vita questo fardello. Marco Gullà. Mi hai distrutto la vita, sei un'abile manipolatrice. Il papà suicida di Palermo ha lasciato 2 lettere e un testamento prima di impiccarsi nella sua abitazione. Da quei fogli emergerebbe il grido disperato contro la pressione psicologica e le richieste economiche della figlia, 14enne all'epoca dei fatti e ora 15enne e già mamma. In una delle lettere indirizzate alla figlia, l'uomo, trovato impiccato dal figlio, scriveva: estorcermi migliaia di euro, farmi gonfiare di botte, distruggermi la macchina, sputato, deriso, visto come un mostro che non sono. Adesso te la devi vedere con Dio e portarti per tutta la vita questo fardello, la mia morte e la distruzione della tua famiglia. Credimi, scrivo con tanto dolore dentro. Ti ringrazio di tutto, anche di non avermi fatto conoscere mio nipote. Vorrei perdonarti, ma non ci riesco. Non rabbia, ma disprezzo, lo stesso disprezzo che hai per me. Parole forti, dure, che l'uomo ha scritto prima di suicidarsi. Nel carcere minorile di Malaspina è rinchiuso il fidanzato della figlia del papà suicida. Le richieste di denaro erano quotidiane. Versami 50 euro per il papà del mio fidanzato, scriveva la ragazza. È detenuto. Proprio sul passato da pregiudicato del suocero, la figlia faceva leva per minacciare il padre. Se non mi dai 1.000 euro, scriveva in un WhatsApp, dico tutto al papà del mio ragazzo e ti faccio ammazzare per davvero. E poi le richieste anche del fidanzato della figlia: 500 euro per la PlayStation, un finanziamento per acquistare un ciclomotore, soldi per giocare d'azzardo. Una ragazzina, poco più che bambina, e il fidanzato, figlio di un pregiudicato, sono accusati di estorsione aggravata e di avere sostanzialmente indotto l'uomo al suicidio. Dopo le morti nei nosocombi di Palermo e Messina, sanità siciliana nella bufera. Anche il presidente Schifani si dice preoccupato e promette di far cadere teste ai vertici degli ospedali. Manlio Viola. È il giorno della verità per la sanità siciliana, o meglio per i vertici dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo, convocati a Palazzo d'Orléans dal presidente della regione Renato Schifani dopo ben 2 morti sospette avvenute in ortopedia. La prima vittima era un paziente che da 17 giorni attendeva un intervento per una frattura scomposta alla spalla, operazione neanche ancora programmata secondo l'esposto presentato dalla famiglia. La seconda, di cui si apprende oggi ma avvenuta prima, una donna ricoverata a ottobre per una frattura al femore, è morta
morta una settimana dopo. Morti che si aggiungono a un altro decesso avvenuto in altro ospedale palermitano, l'Ingrassia, ma che si aggiungono anche alle condizioni generali dei pronto soccorsi dell'isola e in particolare dell'ospedale Villa Sofia, dove anche Schifani ha fatto un blitz nei giorni scorsi. Il governatore si dice preoccupato e promette di mandare a casa chi non si dimostra in grado di affrontare la situazione. E sento il dovere di intervenire personalmente per cercare di capire perché succedono certe morti, perché succedono certi pronti soccorsi dove i malati stanno nei corridoi anziché stare nelle stanze. Non è possibile entrare in un pronto soccorso e trovare i malati nei corridoi. È uno scandalo! È uno scandalo! Domani intanto si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima di Villa Sofia, l'ultima, l'ha disposta la procura dopo l'esposto della famiglia. Ma i guai della sanità siciliana non sono soltanto a Palermo. Al Papardo di Messina sono ben 8 i casi di morti sospette post-intervento sulle quali indaga la procura dopo altrettanti esposti. E non va meglio negli altri pronto soccorsi dell'isola, anche quelli che non hanno fatto registrare ancora tragiche morti. I medici fuggono dal sistema sanitario pubblico, molti siciliani preferiscono farsi curare al nord, le gravi carenze strutturali allontanano la Sicilia dal resto d'Italia. Adelaide Barbagallo. Abbiamo pronto soccorsi con 2 medici, questo solo nella provincia di Catania, questo è veramente uno scandalo. Ai concorsi non si presenta nessuno, un motivo ci sarà. Il giovane non vede più la struttura pubblica come sistema attrattivo, ma come un sistema che è portatore di problemi, di cause, di percosse. Carenza di personale e un'organizzazione spesso poco efficiente. Sono tanti i mali della sanità in Sicilia. Bisogna aumentare le aree di emergenza, bisogna attivare i posti letto che l'ultima rete ospedaliera del 2019 non ha visto attivare. Stiamo parlando di 2000 posti letto. Sempre più siciliani preferiscono farsi curare al nord. Secondo l'associazione Gimbe, se si dovesse andare avanti così, le regioni virtuose rischiano di non poter curare i loro residenti. In Sicilia i ritardi strutturali rischiano di allontanare l'isola dal resto d'Italia. Ci sono reparti che sono sottodimensionati e parliamo soprattutto dei reparti di emergenza-urgenza, quei reparti che fanno il front office e che devono garantire al cittadino la salute. La politica deve sapere che il sistema sanitario nazionale deve essere sostenuto senza se e senza ma, non possiamo più fare finta di niente o prorogare dei sistemi che sono solo fonte di spesa. A Catania intanto è stato inaugurato il nuovo servizio psichiatrico di diagnosi e cura nel presidio ospedaliero Garibaldi Centro. 10 posti letto in più in attesa di completare l'attivazione del servizio anche al Cannizzaro. Simona Mazzone. Un importante tassello si aggiunge alla rete dei percorsi di salute mentale a Catania con l'inaugurazione del nuovo servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ASP all'interno del presidio ospedaliero Garibaldi Centro. Si tratta di una struttura ospedaliera che accoglie persone in situazioni di urgenza ed emergenza, pazienti che vivono in uno stato di sofferenza psichica quando non sia possibile mettere in atto idonee misure sanitarie extraospedaliere. Questi locali sono stati oggetto di corposi interventi di ristrutturazione eseguiti dall'Arnas Garibaldi e presentano alti standard di comfort e sicurezza. La realizzazione di questo sito è conseguenza dei lavori di ristrutturazione che sono iniziati all'ospedale Garibaldi, con la prospettiva che al completamento dei lavori avremo un'ulteriore sede operativa dove dare supporto e offerta ai pazienti bisognosi di cure. Il servizio è dotato di 10 posti letto e sarà operativo dal prossimo 10 gennaio in attesa di completare l'attivazione del servizio anche al Cannizzaro, dove si stanno realizzando lavori di ristrutturazione. Rimettiamo a disposizione posti letto per l'utenza, posti letto che fanno parte di un bacino territoriale e ospedaliero ed è un esempio virtuoso di come lavorare insieme produca risultati che valgono per tutti. Gli ambienti dedicati alle attività occupazionali, agli interventi psicoterapici, all'intrattenimento e alla riabilitazione sono ampi e luminosi proprio per rendere più confortevole la condizione del ricovero ospedaliero. All'inaugurazione ha partecipato anche l'attore Gino Astorina. E adesso sulla sanità un invito ai nostri ascoltatori. Lunghe attese per prenotare una visita medica, tensioni nel pronto soccorso per minacce o addirittura aggressioni, carenza di medici, lentezza nei ricoveri, ma anche novità positive nei reparti? Ditelo al vostro TG.
Scrivete al 342 74 55 005 del TG Sicilia. Scrivete da Palermo, Messina, Catania, da centri grandi e piccoli di tutta la regione. Raccontate al nostro WhatsApp cosa non va nella sanità pubblica, le cose necessarie e le soluzioni eventualmente adottate nel vostro quartiere o in città. Segnatevi questo numero 342 74 55 005, vi aspettiamo. Adesso parliamo d'altro. A Palermo spaccata la vetrina di un negozio di articoli da viaggio. Qualcuno ha avvertito con un biglietto i proprietari, hanno commesso un furto, ha scritto, fate l'inventario e andate a fare denuncia al commissariato Oreto. E nelle ultime ore ci sono stati, sempre nella zona, altri 2 furti con spaccata. I carabinieri di Alcamo hanno arrestato per furto una badante. La donna aveva rubato gioielli per 20.000 euro nella casa dove assisteva un'anziana. A far scoprire il colpo le immagini delle telecamere installate nell'abitazione. Siamo a Catania, sit-in contro le restrizioni sui disabili nelle zone a traffico limitato. I manifestanti dicono basta ingiustizie e discriminazioni e le ha sentiti per noi Tonino De Mana. Una pioggia di multe per le persone disabili che accedono alle zone a traffico limitato. Qualcuno ha addirittura collezionato 35 verbali. A Catania monta la protesta dei diversamente abili che si sono dati appuntamento in via Etnea sotto la prefettura. Chiedono di essere ascoltati e soprattutto di avere la giusta considerazione da parte delle istituzioni. 35 multe, senza che mio marito è invalido e siamo andati ai vigili urbani, che non è stato riconosciuto. Per essere riconosciuto cosa deve fare? C'è tanta amarezza nelle sue parole. Certo che c'è tanta rabbia, perché non è così, perché ognuno non considera gli invalidi. Per considerarli ne devono avere uno ogni famiglia. Il diritto alla libera circolazione delle persone, in particolare di quelle con disabilità, deve essere garantito senza compromessi, come conferma uno dei manifestanti. L'amministrazione fa cassa sui disabili anche perché tutte le multe sono state contestate e abrogate dal giudice di pace, il quale giudice di pace poi a sua volta ha condannato il Comune di Catania alle spese legali. Quindi queste spese legali, signori, sono i cittadini che li pagano. Tante multe e tanto lavoro per il giudice di pace. Davvero. Speranze di rilancio. A Catania sono stati finanziati 350.000 euro per riqualificare via Toledo, una zona in pieno centro che è ostaggio dell'illegalità. Ancora a Tonino De Mana. La terra dei fuochi a pochi metri dal porto di Catania e dalla nuova pista ciclabile. Nelle immagini che vedete un uomo brucia guaine per racimolare pochi euro di rame. Poco più avanti un albero di Natale piantato da una residente, sradicato dall'aiuola e bruciato in quel che una volta era un campetto di calcio. Scene di ordinario degrado in via Moncada e in via Toledo, quest'ultimo oggetto di un intervento di riqualificazione da 350.000 euro inseriti nell'ambito dell'ultima finanziaria regionale. Soldi che serviranno ad una bonifica della zona dove attualmente si trovano tonnellate di rifiuti. Speriamo che con questo finanziamento della Regione si riesca a dare un po' di luce a questo centro. Basterà soltanto togliere i rifiuti da questa zona? È chiaro che no. In questo luogo fino al 1999 c'era un asilo, adesso restano soltanto lo scheletro, la spazzatura e i ricordi del custode. Era un asilo 23 anni fa, c'è più di 100 bambini, questo è un quartiere molto pulito. Dopo 23 anni e c'è questa schifezza, un degrado enorme. A microfoni spenti, alcuni residenti che hanno chiesto l'anonimato per evitare ritorsioni parlano di una zona invivibile e pericolosa dove regnano spaccio di droga e prostituzione. Quasi nascosta dal nastro e da improvvisate barriere si scorge una scritta in colore rosso: Catania pulita. Non sappiamo se auspicio, goliardata o beffa. Davvero. E sempre a Catania, all'Istituto di Istruzione Superiore Baccarini, si è parlato di rischi legati all'uso della cannabis. Infatti una nuova ricerca conferma che anche un solo spinello può portare i giovanissimi a soffrire di malattie neuropsichiatriche perenni. Simona Mazzone.
I rischi legati all'uso della cannabis sono innumerevoli, maggiori di quanto si pensi, ma la vera notizia è che i giovani, soprattutto fino ai 15-16 anni, non ne sono a conoscenza. In questo senso è stato formativo e informativo l'incontro all'Istituto Superiore Baccarini di Catania, dove vi è anche un indirizzo sportivo, tenuto dal professor Filippo Caraci, ordinario di farmacologia all'Università di Catania, che ha parlato ai ragazzi per sfatare alcuni miti e chiarire parecchi dubbi. Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che con le grandi quantità di THC, di questo principio attivo che c'è nella cannabis, già superiori ai 5 mg per sigaretta, possono causare una disfunzione cognitiva, cioè in sostanza un calo della memoria, della concentrazione. Non c'è grande consapevolezza sul danno neurotossico. Parlarne aiuta a conoscere i rischi cui si va incontro, anche perché la maggior parte dei ragazzi è disinformata. Per noi ragazzi è molto importante conoscere questi rischi perché molti non sono informati e soprattutto su quelli che ne fanno uso. Tu conoscevi tutti questi rischi che ci sono dietro alla cannabis? No, zero, non sapevo nulla, ma ne parlo a nome di tutti. Tra gli adolescenti anche chi è informato sui danni reali che provocano le droghe. Non bisogna rifugiarsi dietro a queste droghe, magari se si sta attraversando un periodo difficile. Io dico sempre che bisogna affrontare i problemi, bisogna andarci incontro e trovare sempre delle soluzioni. Delle reali conseguenze legate all'uso di droghe, anche definite leggere, si dovrebbe parlare con maggiore attenzione e precisione ai ragazzi, ma ancora, secondo il professore Caraci, sul territorio non si fa abbastanza. Una notizia dalla capitale: il Tribunale delle Imprese di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso dei 104 cittadini che avevano mosso un'azione legale per bloccare la costruzione del ponte da parte della società Stretto di Messina SpA. Motivazione: non c'è ancora un progetto definitivo. A Messina, intanto, il presidente della regione Schifani e il sindaco Basile insieme per il progetto di rigenerazione urbana dei quartieri Camaro e Visconte. Un incontro istituzionale, ma anche dal significato politico. Francesco Triolo. Un grande progetto di rigenerazione urbana, un'area di 230.000 metri quadrati da valorizzare, è il secondo passo della riqualificazione di Messina, lo step successivo che arriva dopo le demolizioni. Tutto scritto nel piano città degli immobili pubblici che questa mattina è stato presentato al comune dal sindaco Federico Basile e dal presidente della regione Renato Schifani. Una presenza, quella del governatore, che va oltre l'aspetto istituzionale, che segna l'avvicinamento ormai consolidato del movimento di Cateno De Luca al centrodestra. Il CABI, questo il nome del progetto, dalle iniziali di Camaro e Visconte, le zone interessate, vuole recuperare 280 abitazioni, non baracche, invece di demolirle, così da non sradicare i residenti nati e cresciuti nei due villaggi. Negli anni in cui le case saranno oggetto di ristrutturazione, i cittadini andrebbero ad abitare nelle due vicine caserme riconvertite in alloggi di transito. L'area interessata dal progetto Cabis va dalla baraccopoli di Camaro, passando per l'ex polveriera, fino alla baraccopoli di Visconte. È qui che sorgerà una città nella città, dotata di ampie aree verdi, quartieri ecologici, spazi e servizi per la libera fruizione e la socialità. Si raggiunge un obiettivo, quello della collaborazione istituzionale tra i vari livelli dello Stato, e questa sinergia favorisce la crescita e la qualità della vita dei cittadini. Ci sono centinaia di miliardi di immobili che appartengono allo Stato, non utilizzati dallo Stato, utilizzati dai cittadini in uno stato di abbandono. Si è fatto un salto di qualità oggi e penso e spero che se ne facciano tanti altri. Nel pomeriggio invece Schifani e Basile faranno un sopralluogo nell'area ex Sanderson, trasferita di recente al comune di Messina, che ora potrà avviare una programmazione concreta per la valorizzazione e il recupero dell'area. Ma intanto nella politica siciliana c'è tensione, ci sono divergenze interne che animano tanto la coalizione di governo, il centrodestra, quanto il Partito Democratico, che all'opposizione si avvia al rinnovo della segreteria. Manlio Viola. Inizio d'anno con tensioni all'interno delle coalizioni siciliane, tensioni nella maggioranza e tensioni nell'opposizione. Da un lato lo scontro interno a Fratelli d'Italia e la posizione imprevista del partito della Meloni all'interno della maggioranza sulle ex province, dall'altro la guerra fratricida dentro il PD che si avvicina al congresso per l'elezione del segretario. Nel Partito Democratico tiene banco la lettera di 16 dissidenti che attaccano il segretario uscente Anthony Barbagallo, intenzionato ad evitare le primarie. Lo scontro si consuma contro la
all'aria della segretaria nazionale Elise Klein, e in testa ai dissidenti c'è anche un parlamentare europeo come Giuseppe Lupo, ma anche l'ex segretario CISL Anna Maria Furlan, il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro e tanti altri. Puntano a far annullare la convocazione dell'11 gennaio e impedire che a votare siano soltanto i tesserati in regola al 31 dicembre. Chiedono primarie aperte anche alla base e lo fanno con l'appoggio anche di tanti sindaci. Ma se l'opposizione è in subbuglio non sta bene neanche la maggioranza. Convocato per domani un vertice per affrontare i nodi del centrodestra, dove a sorpresa Fratelli d'Italia non sembra voler l'elezione a suffragio universale per le province, almeno a questo giro. Un tema delicato, visto che proprio 2 giorni fa il governatore Renato Schifani è tornato a rilanciare sull'argomento dopo la visita del presidente Mattarella a Militello Val di Catania. Nel vertice di maggioranza bisognerà affrontare anche le richieste di spazio da parte di chi non è rappresentato in giunta come noi moderati, ma anche le richieste di sottogoverno come quelle degli autonomisti. Tutti temi rinviati a gennaio, ma gennaio adesso è arrivato. Ad Agrigento, al Liceo Politi, si coltiva la legalità con la piantumazione della talea dell'albero del giudice Falcone. Davide Sardo. Un messaggio di speranza e giustizia, quello lanciato dagli studenti del Liceo Politi di Agrigento con la talea della legalità, un ponte tra istituzioni e giovani. Un momento di confronto sui valori della legalità che ha coinvolto studenti, istituzioni e associazioni. Io spero che da questo momento di confronto si possa anche evincere dalle giovani generazioni un segnale di speranza per questo territorio. Sappiamo che è una terra che è afflitta da tanti problemi e fenomenologie criminogene veramente molto marcate. Un messaggio di assoluta legalità che mette insieme un po' la storia di quello che è accaduto, ma soprattutto che si proietta verso il futuro. Il gesto simbolico della piantumazione di una talea dell'albero Falcone, proveniente dalla Calabria, ha rappresentato l'impegno collettivo per coltivare speranza, giustizia e libertà. La piantumazione di questa pianta, la talea dell'albero Falcone, è altamente simbolico, anche voglio dire per le caratteristiche di questa pianta, una pianta imponente, una pianta resistente, ci deve fare pensare che il contrasto alla legalità, non soltanto alla criminalità organizzata, deve sicuramente nel tempo più velocemente possibile soppiantare tutte le forme di illegalità che ci sono sul nostro territorio. Che noi puntiamo molto sul potere, dell'educazione per avere una società migliore, e una società migliore passa attraverso questi 2 binari: rispetto per la natura e rispetto per la legalità. Un'iniziativa che testimonia che il seme della legalità possa attecchire anche attraverso piccoli gesti simbolici per generare un futuro più consapevole e partecipato. Questo al Liceo Politi di Agrigento. È il momento della nostra pausa. Tra poco per il calciomercato le prime cessioni del Catania. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo il telegiornale con il calcio. 3 giocatori lasciano il Catania, si lavora per completare altre cessioni di atleti che non rientrano più nei piani per andare a completare l'organico, soprattutto con un portiere e un difensore. Marco Carri. Cessioni in casa Catania, quello che serve almeno una parte per cominciare il mercato, che come risaputo doveva partire dagli esuberi o dai giocatori che non fanno più parte del progetto. Uno fra questi, lo sappiamo, è Adamonis, che oggi è andato ufficialmente al Sud Tirol. La formula: prestito con obbligo di acquisizione a titolo definitivo per gli altoatesini al verificarsi di determinate condizioni. Lascia il Catania anche Popovic, che va in prestito alla Puteolana dopo che di lui si era parlato per il Paternò. Invece ecco la formazione campana di Serie D che servirà al giocatore per accumulare minuti preziosi in campo. Fatta anche per il trasferimento di Silvestri alla Triestina, il giocatore finito fra gli atleti in esubero era arrivato per la sua seconda avventura in rossazzurro nelle ultime ore del mercato estivo della scorsa stagione. Tirelli infine, giovane portiere, passa sempre con la formula del prestito dal Siena al Livorno, restando di proprietà del Catania. Le cessioni, come risaputo, servono soprattutto per privarsi degli ingaggi e dare la caccia ai tasselli che mancano per rinforzare la squadra, il portiere prima di tutto, così come il difensore, ma sulla base
fase delle prossime trattative in uscita si potrà andare a migliorare anche attacco e centrocampo. Almeno questo è l'obiettivo. Una trattativa che unisce due squadre siciliane, il Messina e il Catania, e quella per Monaco, pronto per i giallorossi, ma la situazione in casa messinese è particolare. Si attendono i voleri di Cissé, imprenditore lussemburghese e CEO di AAD Invest Group, nuovo proprietario, e contemporaneamente la firma del DS Roma. In casa Trapani Lentella accelera per Fall. Ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.